Io sono per le vaccinazioni, noi tutti siamo per le vaccinazioni, trovo mamme che sono per le vaccinazioni, ma le modalità oggi imposte vengono messe in discussione. Per questo motivo valuteremo fino in fondo l'opportunità di, ovviamente, impugnare avanti la Corte Costituzionale il decreto. Alle perplessità e paure dei genitori non si risponde con le multe e le segnalazioni alla Procura. La Regione del Veneto sta valutando di impugnare il decreto 73 del governo in materia di prevenzione vaccinale che tanto sta facendo discutere. Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia, un buon programma vaccinale dovrebbe chiarire i dubbi dei genitori con una vasta campagna informativa, così come sta facendo il Veneto, unica regione dove da 10 anni le vaccinazioni non sono obbligatorie. Il Veneto è l'unica regione in Italia che ha due particolarità. Abbiamo l'anagrafe vaccinale elettronica, quindi sappiamo tutto di chi è stato vaccinato, come e quando, e abbiamo ovviamente la non obbligatorietà ai vaccini. Davanti a questo decreto noi dobbiamo analizzare il mandato che ho dato ai tecnici, quali sono le ricadute negative rispetto alle vaccinazioni. Noi siamo convinti che questo decreto aumenta l'abbandono alle vaccinazioni e dall'altro la lesa autonomia della regione in materia di sanità. Gli ultimi report della regione, sottolinea il governatore, evidenziano una copertura vaccinale in crescita per l'esavalente, ma anche le altre vaccinazioni come meningococco C, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia e varicella riscontrano un incremento rispetto alle rilevazioni precedenti. Stiamo raggiungendo il 91% della soglia dei vaccinati sulla popolazione dei bimbi in una regione nella quale non c'è l'obbligo vaccinale. Questo dimostra che bisogna dialogare con le mamme e non imporre decisioni dall'altro.